Radio Onde Corte. Rieccoci al nostro consueto appuntamento della rubrica Bande musicali in Sardegna. Continuiamo il nostro dialogo con la banda di Ales. Michele Sizzia nasce a Rovereto, Trento nel 1991 e dal 2015 è l'attuale presidente dell'Associazione Musicale di Ales. A 7 anni frequenta il corso di solfeggio. L'anno successivo gli fu assegnato il basso tuba per coprire un ammanco nell'organico della banda. Il direttore artistico Luca Mangini gli assegnò questo strumento per la sua predisposizione fisica. Dopo la maturità al liceo socio-psicopedagogico conseguita nel 2011 supera l'esame di ammissione al Conservatorio Luigi Canepa di Sassari. Conclude il percorso formativo nel 2016 con la votazione 107 su 110. Dal settembre scorso è stato ammesso al Conservatorio Paganini di Genova per completare il percorso di studi. Nel 2011 collaborò in occasione delle celebrazioni del 150° anno dall'unificazione dell'Italia con l'orchestra del Conservatorio di Cagliari. Nel maggio 2015 firma il suo primo contratto da professionista presso il Teatro Lirico di Cagliari. Nell'ottobre 2016 ha collaborato con l'Orchestra De Carolis di Sassari suonando in buca nell'opera Ballo in maschera di Giuseppe Verdi. Michele, a fronte di una carriera così breve, puoi vantare non poche soddisfazioni artistiche. Ci puoi raccontare la storia che ti ha portato nella scuola e nella banda musicale di Ales? Sì, salve. La mia carriera musicale è iniziata nel 1998 quando sono giunto nella scuola di musica dell'associazione. Iniziai subito con il corso di solfeggio e l'anno successivo con il basso tuba. Le mie grandi soddisfazioni di questo percorso si sono viste negli anni, infatti ho sempre continuato a frequentare i corsi nella scuola sino al 2011 circa, con validi insegnanti all'interno della scuola. Il percorso penso che non si chiuderà mai con questa realtà, perché è dentro la mia vita ormai. Nella storia delle bande musicali in Sardegna, la banda di Ales si è conquistato sul campo un ruolo di rilievo. Nell'Alta Marmilla svolge un importante ruolo che è uno stimolo per tutti. Come si è potuto realizzare tutto questo in un piccolo paese? Tutto questo è nato negli anni, perché è un modo di lavorare che ha dato i suoi frutti grazie alla guida del nostro direttore, che predilige un certo tipo di lavoro, e quindi a lungo andare il valore della musica messa in campo si è riconosciuto. Ascolta, puoi parlarci del ruolo e dell'impegno di presidente dell'Associazione Musicale Alerese? Sì, è un impegno abbastanza grosso, perché essere il presidente di una realtà come quella di Ales si cerca, cioè bisogna cercare di far combaciare tanti componenti, dal punto di vista amministrativo, dal punto di vista geografico, perché la nostra zona è una zona molto depressa a livello demografico e ultimamente anche culturale, e quindi riuscire a mandare avanti un'attività come la nostra banda è complicato. Ci puoi descrivere con parole semplici quali sono le caratteristiche del tuo strumento? Sì, certo. Il basso tuba è uno strumento a ottone, quindi simile alla tromba, che nasce tardi.
circa nel 1835. È uno strumento che si compone principalmente di due corpi, il bocchino e il resto dello strumento che funziona da amplificatore. È uno strumento che viene utilizzato principalmente nella tessitura grave. Da subito è stato utilizzato come accompagnamento. Eh, nel suo repertorio orchestrale ha avuto grosse soddisfazioni anche dal punto di vista solistico. A questo punto, da giovanissimo strumentista, ti posso chiedere qual è il brano musicale, magari dove lo strumento che suoni esprime fa gustare la sua, fra virgolette, personalità? Sì, allora è uno dei miei concerti preferiti, se così si può chiamare, è il concerto per basso tuba e orchestra di Vaughan Williams, che è stato composto circa nel 1950. Raffigura principalmente il classico concerto virtuosistico applicato al basso tuba. E poi c'è un altro compositore che ha scritto per tuba, che è Hindemith. Ha scritto la sua sonata per tuba e pianoforte, dove rispecchia più l'andamento goffo dello strumento, cioè le sue caratteristiche più precise. Non viene utilizzato come strumento virtuosistico, ma come lo strumento in sé. L'ultima domanda dell'intervista che facciamo a tutti i nostri interlocutori riguarda un aspetto molto personale della tua vita di musicista. Ci puoi dire quali sono i 3 ricordi che tieni conservati in modo particolare che riguardano Michele musicista adolescente, studente al conservatorio e infine professionista nell'orchestra delle più importanti istituzioni musicali regionali? Sì, certo. Allora, individuerei un momento per tutte e 3 le fasce. Il Michele musicista adolescente, l'emozione più grande è stata al primo concerto con la banda, che risale al 2005, dove l'emozione era infinita. Come studente di conservatorio è stato al termine del triennio, dove amici e parenti sono venuti a sentirmi suonare da solo. E infine il professionista in orchestra, la prima volta che ho suonato per un'opera teatrale in buca, che è un'emozione grossa. Grazie per la bellissima intervista.